Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Come vi avevamo già detto, in questi giorni ci dovevamo preparare a un Napoli scatenato sul mercato, e così è signori. In questi giorni un giocatore dalla Premier League sarebbe addirittura d'arrivo a Napoli. Attenzione, perché è un talento italiano che milita nel Liverpool, trattativa in chiusura. Quindi signori, ecco chi sarà il primo colpo del Napoli. Prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, signori di Napoli, di attivare anche la campanella delle notifiche, e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora signori, prima di parlare di questo rumors di mercato, ma in realtà più di un rumors perché parliamo quasi di una trattativa in chiusura, vediamo un piccolo aggiornamento su Victor Osimhen. Victor Osimhen in prestito al Galatasaray, con una clausola rescissoria da 75 milioni di euro inserita dal Napoli nell'ultimo rinnovo, valida solo però, attenzione, per un club estero. In questi giorni si era parlato di un forte interessamento della Juventus, congiuntoli che aveva pronta un'offerta per De Laurentiis da circa 80-90 milioni di euro. Ebbene, allora, da quello che ci risulta, Victor Osimhen ha scartato a prescindere l'opzione Juventus. Il nigeriano preferirebbe insomma giocare in Premier League, e per questo il suo entourage starebbe trattando sia con l'Arsenal di Arteta che con lo United. Entrambi i club sarebbero disposti a mettere sul piatto 75 milioni di euro per arrivare a Victor Osimhen. Quindi questo era un piccolo aggiornamento sul bomber nigeriano. Vedremo chi pagherà per primo questi 75 milioni. Detto questo, nell'intro del video vi ho detto appunto che il Napoli sarebbe stata la regina di questo mercato, e così è signori, perché il Napoli è pronto a chiudere l'accordo per un giocatore che milita in Premier League, un italiano che è andato lì al Liverpool. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Chiesa. Chiesa è destinato a vestire la maglia azzurra. Il Liverpool avrebbe accettato la proposta di prestito del Napoli e lo stesso giocatore si vuole rilanciare in Italia e avrebbe dato suo benestare a trasferirsi a Napoli. Ecco quindi signori che Chiesa verrà a rinforzare il Napoli in vista della prossima stagione, sperando anche lui di ritrovare lo smalto migliore dei tempi, un'operazione condotta in segreto da Manna, che l'ha accelerata appunto nelle ultime ore. Secondo me, signori, è un colpo molto interessante perché è un po' una scommessa, se vogliamo dire, ma il giocatore comunque a livello fisico è integro e assolutamente presenta costi veramente bassi. Qualora Chiesa dovesse ritrovare il suo smalto, sarebbe un rinforzo spettacolare, sia per la fascia destra presidiata da Napolitano che per quella sinistra dove c'è Neres che sta sostituendo da solo l'ex Kvaratskhelia. Attenzione signori, perché nei prossimi giorni Chiesa firmerà con il Napoli. Ditemi cosa ne pensate di Chiesa, se secondo voi è un nome giusto per il nostro Napoli. Grazie per essere stati con noi.